Cari amici, ben ritrovati. Nel video di oggi voglio farvi vedere in assoluto per la prima volta, e questo sicuramente è il primo video sul web che apparirà con questa pista ciclabile, voglio farvi vedere la pista ciclabile che da Carnia arriva a Resiutta o anche un po' più giù, non lo so di preciso. Dico che è la prima volta perché l'hanno aperta, hanno inaugurato questo tratto di pista ciclabile l'altro ieri, il 13 luglio 2024. Oggi è il 15 luglio 2024 e sono voluto venire a vedere com'è. Quindi bisogna andare verso in direzione del cimitero di Carnia. E ora partiamo e vi faccio vedere dove comincia questo tratto di pista ciclabile. Spero che l'audio si senta, mi sono attrezzato un po' così col microfono, una cosa un po' grezza. Ecco, bisogna girare qua, là è il cimitero proseguendo dritti, di qua è la pista ciclabile. Vedete, vi faccio vedere il cartello FVG1, eccola qua. Bene, come vedete l'asfalto è nuovo, finalmente mi godrò una pista ciclabile con un fondo asfaltato decente, prima che si rovini un po' come tutto il resto delle piste ciclabili qua intorno. E continuiamo, non so quanti chilometri sono. L'altro anno a Resiutta avevo fatto la pista ciclabile che però arrivava solo fino a Moggio, poi era ancora in fase di costruzione questo tratto qua, quindi era chiusa. Quindi adesso proseguirò fino a Moggio e poi mi riallaccerò al tratto già esistente di pista ciclabile. Sono curioso di vedere com'è. L'asfalto è bello liscio, c'è qualche sassolino qua e là, però per adesso si procede bene, la giornata è calda, c'è un po' di venticello contro. Ecco, di qua c'è la strada principale che porta a Moggio, da questa parte a sinistra, che corre parallela più o meno alla pista ciclabile. Spero che l'audio si senta perché altre volte che ho fatto video con questo microfono non si sentiva un granché, adesso mi sono attrezzato così, è un po' grezzo però l'importante è che si senta. Si sente ancora l'odore dell'asfalto appena steso, però passa. E poi si sentirà solo l'odore degli alberi e della natura che c'è qua intorno. Poi alla fine vi metterò la lunghezza dei chilometri percorsi perché adesso che sono partito non ci ho pensato a prenderli, se no man mano vi aggiornavo sulla percorrenza. Comunque occhio, avremmo fatto 1 chilometro più o meno, quindi adesso ogni chilometro vi avviso in modo che vi facciate un'idea. Come vedete è molto bello, qua si può vedere il fiume, è un bel paesaggio, qua probabilmente adesso non mi sono informato, ma sicuramente scorreva la ferrovia, quindi era il vecchio passaggio delle rotaie. Ah, poi più giù, però nel tratto di pista che già prima era transitabile, ci saranno 3 gallerie abbastanza lunghe e quando ci sono passato la prima volta mi hanno fatto un po' di impressione perché così lunghe non me le aspettavo proprio. Comunque ci passeremo perché arriveremo, come vi ho detto, almeno fin Resiutta. Oggi devo fare un allenamento lungo, quindi tranquillo, e allora mi sono deciso a fare questo vlog.
come sempre prima si attraversa e dopo si guarda, no? Prima galleria piccola, laggiù c'è un'altra galleria, sempre breve, mi pare di vedere da qua. Anche se siamo in luglio fa un po' freschetto, devo dire. È un venticello fresco, si sta bene. Seconda galleria, abbiamo fatto 1 chilometro rispetto prima. Sono segnate anche qua. Siamo partiti dal 111 e lì era 114, quindi immagino che abbiamo fatto 3 chilometri. Ecco, qua bisogna prestare un po' di attenzione, c'era un passaggio. Quindi i chilometri sono segnati. Adesso il prossimo citto, la prossima indicazione vi faccio vedere. Adesso era 114, eventualmente potrebbe essere 115, no? E qua vediamo che numero c'è. Facciamo attenzione, c'è 114. Vedete? Man mano che andremo avanti sarà a salire il numero. Ecco, ho notato che sotto queste gallerie, sotto questa qui in particolare, quella di prima, ci sono dei piccoli sbalzi. Non so perché l'asfalto non è perfettamente liscio, non è fastidioso, però prima nel buio dell'altra mi ha preso un po', mi ha spiazzato. Se non si tengono le mani salde sul manubrio c'è il rischio che scivolino e quindi c'è il rischio di cadere, quindi sempre fare attenzione in ogni caso. Che qua dovremmo essere entrati nel 5° chilometro, a breve dovrebbe esserci il cippo numero 115 con il numero 115. Ecco, una cosa che ho notato, ci sono queste grate, chiamiamole così, non mi viene il termine, che proteggono dalle varie entrate che potrebbero esserci ai lati. Ad esempio qui si potrebbe uscire, vabbè, si può uscire anche prima, oppure ve lo faccio, vedete qua sotto c'è un passa l'acqua, passa un fiumiciattolo, quindi per evitare di cadere giù ci sono queste grate a protezione. Molto bello, ve le faccio vedere anche adesso che ci stiamo per passare. Ecco, qui è buio, non ci sono luci, e qua l'asfalto è un po' ondulato, non si vede niente del fondo stradale se non il buco in fondo al tunnel. E magari riuscite anche voi a vedere queste specie di gobbette che si vedono ogni tanto. Strano che non ci sia la luce qua, perché come mi ricordo nelle gallerie più su ci sono delle luci, sono gallerie molto più lunghe di questa e ci sono delle luci. A breve, sotto il ponte dell'autostrada, ci passeremo a breve, lì vicino c'è una bella cascata che vale la pena di andare a vedere. Adesso da qua non si vedrà, però vi metterò le foto perché tempo fa ci sono stato, non sapevo neanche che ci fosse, ed è una bella cascata. Quindi voi continuate per questa strada qua, è proprio sotto il ponte, proprio nel luogo in cui non vi aspettate di trovarla.
e trovate questa cascata che è veramente bella, proprio sotto i ponti questi qua dell'autostrada, laggiù. La cascata non si vede, però è proprio là dove le montagne si chiudono. Allora di qua, se girate, andate a Moggio-Udinese. Ecco, quella volta che ero passato per la pista ciclabile da Resiutta, la pista ciclabile arrivava fin qua, qua era chiusa e non si poteva proseguire. Bene, continuiamo, stiamo costeggiando più o meno l'abitato di Moggio, perché a breve qua si entra, lassù c'è l'abbazia di Moggio, qua non si vede perché c'è la vegetazione, e qua comincia una delle prime gallerie, 650 metri. Come vedete qua ci sono dei LED che illuminano. Io adesso ho gli occhiali da sole, quindi vedo un po' scuro, però senza occhiali si vede bene. Non c'è una grandissima luminosità, però si vede, è ben fatta. Probabilmente l'altra galleria, visto che è ancora il tratto appena inaugurato, probabilmente non sono ancora funzionanti le luci. C'è un po' di odore di umidità, si sente il freddo umido, ogni tanto cade qualche goccia dal soffitto e il GPS non prende. Quindi fate conto che in questi tratti al coperto, sotto la montagna, il vostro GPS non prenderà. Ovviamente si ricollegherà ai satelliti una volta usciti dalla galleria. Ed eccoci, galleria terminata. Ciao. Qui inizia un'altra galleria, Rio Stivane, la galleria dei 5 rivi, lunga 950 metri. Cavolo che freddo che fa qua dentro. Una ghiacciata, porca miseria. Cavolo che freddo. Piove, gocciola. Questi qua non hanno la luce. Quindi anche la luce avanti è importante. Cavolo che freddo. Salve. Calduccio. Era veramente freddissimo in questa galleria.
Ah, calduccio, che bella sensazione. Qua c'è questo ponticello di ferro. E qua ci stiamo avvicinando a Resiutta. Come vedete il fondo stradale, l'asfalto non è più nuovo, è liscio fortunatamente, però non è più nero come quello appena gettato poco tempo fa. Qui c'era una vecchia fermata dei treni, una mini stazione. Come vedete molti ciclisti, qua c'è qualche buco e bisogna fare attenzione. Comunque molti ciclisti in quel luogo di ristoro, che adesso è stato adibito al luogo di ristoro, non è più adibito al passaggio dei treni. Altro ponte in ferro. E siamo arrivati a Resiutta, come si vede dal cartello. Adesso vediamo se c'è qualche altra indicazione di pista ciclabile oppure se ci salutiamo qui. Bene amici, il mio viaggio termina qui a Resiutta. In questo punto bisogna fare attenzione perché anche le automobili entrano a Resiutta da questa parte e la pista ciclabile attraversa la strada principale, quindi attenzione. Bene, grazie per avermi accompagnato in questi quasi 8 km. Oggi posso dire Carnia e Resiutta, Lucoral è stato qui. Un saluto in bici da Lucoral.